60 mini category. Pretty left, look. E colpo di scena dall'ultima posizione riconosciamo il casco, i colori verdi e blu di Leo Lorandi, autore della pole, ma il semaforo rosso, via, si parte! Trova voluto con poi procedere il suo PCR, Lorenzo era partito dalla seconda fila, fatta male, trova voluto, andiamo al rampino, anzi alla chiocciola, rivediamo bene proprio il tracciato South Garda Karting con il ritorno al comando, c'è Ulrich Flynn al comando, Max Futra, number 43, F rossa, Crespin, Spinning the middle of the group, flying Tony, un Tony vola all'inizio della S, il numero 327, out of race, the Cosmic number 58 and the number 27. Il number 27 Jacopo Gheno, sempre Jacopo Gheno fuori e fuori anche uno del Cosmic, ma siamo alla chiusura del primo passaggio con Maximilian Futra che sta dominando, Logan Saxon, second place Logan, third Casper Rose, fourth Lirim Zandel, German, sono fuori Jacopo Gheno, Robin Sario, Elias Nilsson e Jonathan Judak, Ricky Flynn leading this race with Maximilian Futra and the UK Logan Sargent. Have a look su Leo Lorandi, sta recuperando, partito ultimo Leo Lorandi dopo l'esclusione, dopo la cancellazione dei tempi nelle qualifiche. Leo Lorandi con i colori della Baby Race sta recuperando, vedremo quanto. Il Finistère sono passati loro con Travis Anuto quarto, decimo, dodicesimo, anzi già quattordicesimo. Leonardo Lorandi è già quattordicesimo in questa qualifying hit, siamo nel corso del secondo passaggio. Max Futrell sempre leader, Ricky Flynn on the stage, Travis Anuto quarto, terzo è il Tony, numero 330 Lirim Zandel, the German Lirim Roman Schwett, Tony PM by PM Racing, he's in the third place, ready to close lap number 3, pronto a chiudere il terzo passaggio, il Ricky Flynn domino, Travis Anuto quarto, poi il 394, 344, Sun Yu Yang, the Chinese of Ricky Flynn, and have a look to the chiocciola, have a look sulla chiocciola dove è stato l'attacco di Travis Anuto prova ad attaccare ma non riesce a passare, poi c'è diciamo che sono davanti, abbiamo messo un section, la prima del section, diamo un occhio a Casper Rose, have a look to Casper Rose, is in fight, Casper Rose is helping, number 41 is in fight with Enzo Travis Anuto, in lotta con Travis Anuto, ci diamo un altro giro, è il quarto passaggio, Travis Anuto è sempre terzo e best lap of the race by the Russian, Alexander Vartanian best lap of the race, 43.979, quindi seguiamo l'azione del pilota della Vard Racing, have a look at the action by the Russian of Vard Racing, Vartanian number 1, he's in place number 7, and Leo Lorandi is 11th, rimonta annunziata per Lorandi, sicuramente sarà molto duro andare per uno dei primi, ma nella top 10 sicuramente un posto c'è, l'obiettivo di Leo è sicuramente quello di evitare il repechage di domattina e con un punteggio pesante così, partito ultimo senza tempo, sarà difficile recuperare. Tommasino Mosca è settimo, precede il gruppo degli imprenditori dove riconosciamo i colori abbiamo visto di piloti Cosmic, il Vartanian, once again back left of the race by Alexander Vartanian is trying to reach the early number 41, driven by Casper Rose. Vartanian della Vard Racing sta cercando di recuperare nei confronti del pilota Erogy, danese Casper Rose, ancora vola Futrell, Travis Anuto intanto sta forzando per andare a recuperare, Travis Anuto cerca di recuperare la seconda posizione, Emil Dawes is following
not so close. Leo is following. Tommaso Mosca, have a look to Vartanian. Vartanian is on the Allergies, number foot 1 tail, and now inside overtakes on foot 1. Vartanian keeps the position number 7th. Alexander Vartanian, future leader. Second, the Chinese Zhang Yuliang, terzo Trevisaluto, poi ancora future second place, I suppose, Logan Sargent second, Trevisaluto terzo, poi il Tony, number 41, the Tony by Gasper, Tony number 47 by Roman Specht, the German Roman Specht. Lap number 8, ready to close, out of the race, poi da gara dobbiamo un altro pochino, Robin Savio, Elias Wilson e Jonathan Judek. Tommaso Mosca, poi Lorandi è entrato nella top 10, Leo Lorandi è riuscito a entrare nella top 10, rimonta, andiamo a seguire, è atteso un recupero anche Simon Reichel, Osterman, Haveluk. Diamo un occhio a Lorenzo Trevisaluto pronto ad attaccare, Vartanian intanto è scavalcato, lo hanno seguito Casper Rose, ed ora Rose sta per essere raggiunto da un terzo dei piloti della Ricky Swin Motorsport in questo primo batch di qualificazione. E intanto sul posto al secondo del pezzo di Trevisaluto, Trevisaluto scavalcato, Logan Sargent, the Italian Lorenzo Trevisaluto overtakes the USA, the Southern Logan Sargent from this race, riding with UK, the JP by Ricky Swin Motorsport. Sargent third, for the German Tony fifth, Vartanian sixth, Rose seventh, number 1 is the 8th, fourth, 9th e decimo, Leo Lorandi è decimo, partito dalla 29ª posizione e da decimo, ora sarà più difficile per lui recuperare, ma ogni punto, ogni posizione darà punti pesantissimi. No, decimo passaggio, quindi siamo a 5 giri dalla conclusione, Futrell è sempre al comando, intanto lo vediamo trovare coming back con the chiocciola con Max Futrell, Trevisaluto second, Sargent third, Haveluk to the German, Roman Specht is trying to be in fight with Logan Sargent, Alexander Vartanian in quite squadra, mentre Lorandi deve cercare di recuperare sul danese alla guida del Cosmic su Emil Doso, giusto Emil Doso, anche Tommaso Mosca davanti a lui. Chiudiamo il giro numero 11, 4 giri di conclusione, Max Futrell sul leader, second, vediamo che Lirin Zendel e nelle 377 del Tony, driven by Lirin Zendel. The German, Lirin is the third, is the fourth, 3, 5, 7 in race number 4, Vartanian fifth, the energy number 41, sixth, and only two laps to close the race. Vediamo intanto in la bagarra tra 355, Seba Fernandez al centro gruppo in lotta con Simon Reicher per cercare di guadagnare qualche posizione, 3 giri di conclusione, chiudiamo il giro numero 12 con Max Futrell, still leader Max Futrell, secondo sempre Lorenzo Trevisaluto, ecco dove vai della chiocciola, Futrell leader, Trevisaluto secondo, third Logan Sargent, fourth the German Lirin Zendel, fifth Vartanian, sixth the Rose, Casper Rose on then round one is the driver, and vediamo che più che Lorandi c'è il tennis Haveluk, Emil Doos is very close to Tommaso Mosca.
13° giro, 2 giri da conclusione, Max Futrell, still leader, secondo paese venuto, third, Havelock to the fight, to the challenge for the battle for the position number 3, Lorandi più che decimo, dopo fare, là davanti invece, Torneri in Tolza, pronto a andare all'attacco di Tommaso Bosca, Futrell, da solo. Poi Federico Bonvestiti, intanto un altro italiano in gara insieme a Filippo Lazaroni, Mattia Ferrari, Julia Pantevic, oltre a Tommaso come racing girl in pista con il Tony Vortex della Forza Racing, Tony della Forza Racing. Un ultimo giro, iniziamo l'ultimo giro. E vediamo cosa, c'è cambio, niente da fare, Tommaso Bosca resiste, Lorandi cerca di avvicinarsi, non c'era più disperato, 12° Ferrari, poi vediamo 14° Seba Fernandez, Simon Reich era più dietro, staccato dai meccanici, chiuso da solo, Trovisanuto secondo, al Ospecchine, vediamo al Beckine cosa succede, se Vartanen si mette lo stacco mentre Emil Goes va a sboccare Bosca non si sa, va all'attacco all'interno, ma noi torniamo a seguire le prime posizioni. Maximin Futrell is the winner of this qualifying heat, second Trovisanuto, third the German Lirim Sandel. Lorandi intanto ne ha approfittato, l'ultimo giro ha scavalcato Bosca e noi avevamo lasciato Bosca e Emil Goes a lottare tra loro, hanno lottato troppo, Lorandi è arrivato chiuso ottavo dopo essere partito